Prefetture, Polizie Stradale e Rotary di Udin hanno presentato il NUF, progetto di educazione alla sicurezza stradale, chiamato 4 ruedis per la sicurezza, con la collaborazione di Fondazione Friuli, Arlef e uffici scolastici provinciali, saranno organizzate lezioni in tutti gli istituti superiori della provincia, anche con un concorso per studenti per inventare la grafica alla campagne pubblicitarie. Con di più, ad un culacit al mese di mai, saranno fissate lezioni di guide per studenti patentati e esperienze col simulatore, perché che invece della patente anche mo non la hanno. E su questo il presidente di Arlef, Eros Cisilino. I partecipi a quel progetto qui con grande felicità, con grande entusiasmo e abbiamo la possibilità di dare ai nostri giovani un'attenzione particolare in lingua furlana, ma soprattutto che può portare anche poi l'attenzione su un mondo stradale che in questo momento torna a riprendere dopo le pandemie e soprattutto ha la necessità di essere chiamata con grande attenzione. La lingua furlana può veicolare attenzione sicuramente e va all'interno proprio di tutte le attività che vengono progettate con il piano di politica linguistica. Sicché i sinchi per fare anche quel passo qui, in di fare anche tanti altri, come che viene fatto con la questura, come i partiti anche con la prefettura di Udin.